Bene, eccoci insieme anche oggi. In questa puntata cerchiamo di fare, come devo dire, ci capita non di rado, cerchiamo di rendere semplice una materia che tale non è. Parliamo infatti di sblocca cantieri, parliamo di certificazione d'impresa per poter partecipare agli appalti pubblici. Attenzione, non sono questioni strettamente settoriali, sono questioni importanti perché in particolare il settore edile di cui parleremo è considerato un settore trainante dell'economia italiana. Il settore edile, ahimè, da anni sta battendo il passo a testimonianza di come l'economia italiana sia da qualche tempo in sofferenza. Detto ciò, è stato varato nello scorso periodo, insomma, il decreto sblocca cantieri che sta ripartendo. È un decreto che aveva un obiettivo, quello di ridurre la burocrazia che si era stati costretti a mettere attorno agli appalti pubblici per noti fatti di cronaca che hanno occupato a lungo le pagine dei giornali, nonché le cronache televisive. Di tutto questo parliamo con Pierpaolo Marson, che è il direttore generale di ESNA SOA. SOA è un ente di certificazione, un tipo di ente di certificazione. Ne esistono 17 in tutta Italia, ESNA è uno dei più importanti, ha sede a Padova. Segue 2.700 imprese che sono certificate per un valore, per una capacità di realizzare lavori per 20 miliardi di euro. Spero di aver detto tutto in maniera introduttiva, in maniera corretta. Detto ciò, parliamo del decreto sblocca cantieri. Che succede? Perché riparte? Lo sblocca cantieri è un decreto che è stato emanato lo scorso aprile, è stato poi convertito in legge lo scorso giugno. E ha lo scopo, almeno questo era nell'intento, nell'auspicio nostro, degli operatori di settore e del legislatore, di accelerare la realizzazione delle opere pubbliche che spesso e volentieri si bloccano in quella che è la fase precedente alla cantierizzazione. Quindi tutte le procedure di affidamento dei contratti, di espletamento delle procedure di gara sono state oggetto di revisione da parte di questo decreto che ha cercato di semplificare, di rendere più snella tutta quella fase affinché la cantierizzazione venga eseguita e attuata in tempi più rapidi. Sì, tutte le associazioni di categoria, dall'ANCE, che sono i costruttori edili, o neanche agli artigiani, alle imprese artigiane del settore, hanno sempre denunciato questo. Certo. Cioè, se pur volendo rimanere all'interno, ci mancherebbe altro, delle regole, però insomma non può diventare un onere eccessivo la parte burocratica, perché questo rallenta il tutto. Sì, purtroppo questo è un problema che il legislatore sta cercando di affrontare per consentire poi la realizzazione delle opere. Il provvedimento di fatto incide su diversi fronti, in particolare lo sblocca cantieri va un po' a ripensare quella che era la filosofia dell'attuale codice dei contratti pubblici, che tendeva a demandare una regolamentazione della materia al Ministero piuttosto che all'autorità anticorruzione. Questo tipo di delega, diciamo così, normativa ha creato una serie di problematiche anche di interpretazione e di certezza su quella che è la fonte del diritto. Quindi quello che si è detto è, anche a seguito di consultazioni che ha fatto il Ministero, regole chiare, con fonti normative certe, e quindi c'è stato un passo indietro su quella che è appunto la normazione. Si tornerà a un regolamento di esecuzione, quindi a una norma che deve essere ancora scritta. Per la verità i tempi che il legislatore si è dato sono di 180 giorni, quindi dallo scorso giugno, per cui andiamo a dicembre. Sono tempi poco, come dire... D'impresa. Sono tempi non raggiungibili senz'altro, perché anzi speriamo che non si arrivi in un tempo così stretto a normare il tutto, perché altrimenti si rischia, come era già accaduto in precedenza, di creare delle norme che non hanno avuto un approfondimento, quindi un confronto anche con gli operatori di settore. Cioè, presto e bene mai avviene. Il taccone peso del buso, si dice. Sì, talvolta capita. Esattamente, presto e bene mai avviene, quindi memore anche di questa esperienza, insomma l'importante è che ci sia questa regolamentazione, perché quello che chiedono poi gli operatori di settore, dalle imprese, alle stazioni appaltanti, ai progettisti e ai professionisti, sono norme chiare, certe e, se possibile, stabili nel tempo, perché questo è quello che oggi accade, una normativa che parte da, non vorrei dire dal 1865, dove c'era appunto la prima legge sugli appalti, che è durata 100 anni, per poi arrivare a dei regolamenti, la legge quadro, la legge Merloni, che è stata poi soppiantata da un codice di contratti pubblici che nel 2006 è stato emanato per l'applicazione di una serie di direttive europee.
direttive del 2004, a cui sono succedute direttive europee del 2014, che fanno nascere appunto questo attuale codice dei contratti. Allora, norme certe vanno bene per le imprese, vanno bene anche per voi, perché dovete certificare la conformità delle aziende appunto per poter partecipare agli appalti pubblici. Una SOA in particolare cosa certifica? Beh, intanto spieghiamo che cos'è una Sì, SOA, certo, perché che è un acronimo di società organismo di attestazione. Le SOA nascono nel 2000, nascono proprio con il regolamento di attuazione della legge Merloni, che istituisce questo sistema privatistico appunto di questi soggetti che hanno tutta una serie di vincoli molto stringenti in termini di indipendenza, autonomia di giudizio, patrimonializzazione e anche professionalità. Hanno un capitale sociale di 1 milione di euro che deve essere interamente versato, hanno un organico minimo di almeno 10 dipendenti, ESNA-SOA ad esempio ne ha oltre 50 perché chiaramente l'attività che svolgono le SOA è un'attività molto impegnativa che richiede anche delle elevate professionalità dal punto di vista giuridico, dal punto di vista tecnico, economico, finanziario. Le SOA quindi certificano la capacità esecutiva delle imprese, nel senso che vengono verificati una serie di requisiti che sono requisiti di carattere morale, di carattere generale, che riguardano l'imprenditore piuttosto che l'impresa stessa. Per quanto riguarda l'impresa, ad esempio la correntezza per quanto concerne il pagamento di imposte e tasse, certo, o i contributi, quindi le SOA si interfacciano proprio con la pubblica amministrazione, con le istituzioni per andare a verificare appunto questi tipi di requisiti in capo ai clienti che si rivolgono alle SOA, e quindi si ottiene ad esempio il DURC piuttosto che un certificato di regolarità fiscale. Molto importante sono anche i requisiti di carattere speciale che vengono verificati dalle SOA, in particolare vengono fatte delle valutazioni sulla capacità finanziaria dell'impresa, quindi si va a verificare il fatturato dell'impresa per capire qual è la sua capacità esecutiva in termini di ricavi, in termini di dotazione di attrezzature tecniche, di adeguatezza dell'organico, e requisiti anche di carattere speciale che riguardano quelli dell'esecuzione dei lavori, che è un po' il cuore della questione. Quindi per ottenere la certificazione SOA bisogna essere in grado di dimostrare di aver eseguito delle lavorazioni di una certa consistenza e per un certo importo, per cui ci sono diverse categorie nelle quali questa patente, questa certificazione che le SOA rilasciano viene declinata, che riguardano le tipologie di lavorazioni che svolge l'impresa. Ecco, questa patente, che è un termine bello, spiega bene il vostro il lavoro che fate. Voi attestate, cioè voi concedete, sì, fate le verifiche e date questa patente. Se un'azienda che riceve la patente poi in realtà non si comporta correttamente, la responsabilità è vostra? Siete chiamati in causa? Che voi quando è che attestate? Prima che uno partecipi? Certo, certo. Perché mentre parlava mi è venuto in mente che qualche settimana fa, in merito a un grande appalto, mi pare, rispetto a qualcosa successo in Liguria, a un certo punto è stata tolta l'attribuzione ad un'azienda perché ci si è accorti che uno dei titolari era in odore di mafia. So che voi fate anche questo tipo di controllo. Allora la domanda è, quell'azienda evidentemente era stata certificata per poter partecipare a un grande appalto. Come può succedere questo? Qualcosa dopo? Esattamente, noi certifichiamo e facciamo una fotografia in un certo momento di quella che è la situazione dell'impresa, quindi in quel momento l'impresa è in regola. Se da quel giorno in poi escono una serie di problematiche in capo all'impresa, è chiaro che la SOA ne viene a conoscenza magari successivamente, perché c'è tutta una serie di verifiche che vengono fatte, ma comunque l'impresa nel frattempo ha concorso all'aggiudicazione, ha magari ottenuto l'aggiudicazione di un appalto. Su questo le SOA, c'è anche da dire che il decreto sblocca cantieri ha introdotto nuovamente una responsabilità, ma anche una funzione di carattere pubblicistico degli organismi di attestazione, per cui di fatto i funzionari delle SOA quando operano sono dei pubblici ufficiali che rispondono anche in termini di danno erariale. Questo vuol dire che appunto c'è un riconoscimento senz'altro da parte del legislatore del ruolo appunto di queste SOA, che appunto hanno una funzione importante nel nostro ordinamento, perché garantiscono che le imprese che concorrono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, e parliamo però solo di lavori e non di forniture e di servizi, che è un altro ambito molto importante che riguarda gli appalti, quando partecipano alle gare d'appalto sono in regola con i requisiti. Ecco,
Voi poi fate un controllo periodico sulle aziende che certificate? Noi non facciamo controlli periodici se non con una cadenza stabilita dalle norme di legge, che è una verifica triennale. Gli organismi di attestazione sono organismi che investono molto nelle tecnologie e abbiamo anche fatto più volte delle proposte per cercare anche di aiutare le imprese, perché il nostro ruolo è quello un po' anche di cercare di sburocratizzare questo processo, affidando appunto a questi organismi di attestazione una serie di competenze che magari si fa fatica a trovare per disponibilità di risorse, di professionalità, di tempi e di costi anche in capo ai soggetti che fanno questi controlli. Per cui la digitalizzazione di cui oggi molto si parla potrebbe essere ad esempio un fronte sul quale gli organismi di attestazione direttamente tramite le banche dati della pubblica amministrazione potrebbero accedere, verificare i requisiti, evitando quindi tutta una parte di adempimenti burocratici e anche di dichiarazioni che fanno le imprese. Quindi le verifiche delle SOA sono delle verifiche che vengono fatte in modo statico e dinamico, però con delle cadenze non così ravvicinate. È chiaro che nel momento in cui ci sono delle problematiche che riguardano l'impresa, noi riceviamo con una frequenza settimanale, diciamo così, dall'anticorruzione una serie di indicazioni di criticità su certe imprese, e quindi lì interveniamo chiaramente per aprire dei procedimenti per revocare o dichiarare decadute le attestazioni delle imprese, quindi facciamo comunque delle verifiche su una serie di input, che è una cosa diversa invece da fare una verifica continuativa sulla permanenza dei requisiti. Per concludere, qual è la soglia minima di lavoro per la quale è necessaria la certificazione SOA? È obbligatoria per gli appalti che hanno un valore che supera i 150.000 euro, questo appalti di lavori. Quindi oltre insomma, questa anche soglia, abbastanza basse, visto che certo, consideriamo lavori edili. Quindi, insomma. Sì, i lavori vanno dall'edilizia all'impiantistica, ma insomma una soglia che consente appunto di dare anche una certa trasparenza e par condicio tra i concorrenti, che quando partecipano a una gara sono tutti certo, quantomeno in regola con una patente, e quindi poi da lì andranno a dimostrare la loro capacità di, diciamo così, eseguire l'opera a certe condizioni, quindi potrebbero risultare aggiudicatari o meno, ma quantomeno partecipano con una posizione paritaria. Ecco. Grazie e buon lavoro, perché soprattutto sperando che l'economia italiana riprenda e quindi il settore edile torni ed essere trainante, ma anche perché ci sono all'orizzonte dei lavori importanti, ad esempio tutti quelli che riguardano le Olimpiadi, per parlare di casa nostra. Credo che il lavoro non vi mancherà. Grazie a Pierpaolo Marson, che ricordo essere il direttore generale di ESNA SOA. SOA, l'abbiamo capito, è un tipo di ente certificatore, uno dei più importanti in Italia, appunto a sede a Padova. Lo ricordiamo, 2.700 attualmente finora le aziende che sono state certificate hanno certificato un valore complessivo di lavori di circa 20 miliardi, quindi insomma cifre decisamente considerevoli. Grazie. A voi. A voi, la prossima.